Buongiorno e ben ritrovati a voi tutti. Focus TG, cronaca, politica, economia come sempre in primo piano nel nostro primo telegiornale della giornata e della mattinata. Vi dico subito che fra poco ci collegheremo con Cristian Arboita a San Trovaso. Siamo a Preganziolo in provincia di Treviso per una fuga di gas che sta mettendo in allarme un intero quartiere che è a rischio evacuazione, ma in primo piano ovviamente c'è la vicenda del tentato omicidio del prof accoltellato in strada a Bassano per una sigaretta negata. L'arresto, lo sappiamo, di Alberto Zago, il 33enne trevigiano che è in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Le ultime novità a partire da un incontro che è in fase in questi minuti in carcere con il suo avvocato. In collegamento in diretta Monica Smidele, buongiorno. Buongiorno a te Nicola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Alberto Zago, il 33enne accusato del tentato omicidio del docente del liceo Brocchi di Bassano, incontrerà a brevissimo in carcere a Vicenza al San Pio X il suo difensore, l'avvocato Enrico Villanova del Foro di Treviso. È la prima volta che i due si incontrano, sarà l'occasione per Zago per raccontare la sua verità, per raccontare quello che è successo lunedì mattina intorno alle 7:30 in viale 11 febbraio a Bassano, dove, come dicevi, per una sigaretta mancata Zago avrebbe accoltellato alle spalle il docente. L'incontro è in programma a brevissimo. Sulla base di quanto dirà Zago, l'avvocato Villanova naturalmente traccerà la linea difensiva in vista dell'udienza di convalida che è in programma per domani mattina alle 9:30 in tribunale a Vicenza davanti al GIP Chiara Cuzzi. Ma sentiamo nel servizio realizzato dalla nostra redazione di Bassano del Grappa quello che è successo nelle ultime ore. Si presenterà domani mattina alle 9:30 davanti al GIP del Tribunale di Vicenza Chiara Cuzzi Alberto Zago, il 33enne del trevigiano arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato alle spalle un docente 62enne del liceo bassanese Brocchi. Il giovane è stato fermato martedì verso mezzogiorno in via Chilesotti davanti alla stazione ferroviaria di Bassano. A notarlo un tassista che poco prima aveva visto l'identikit elaborato dai carabinieri sulla base delle testimonianze di chi ha assistito lunedì mattina alla fuga dell'aggressore. L'uomo è attualmente recluso nel carcere San Pio X di Vicenza, dove incontrerà il suo legale, l'avvocato Enrico Villanova. Il difensore sta lavorando per acquisire le cartelle cliniche di Zago. In passato, infatti, il giovane sarebbe stato in cura presso un centro di salute mentale, mentre nel 2019 si sarebbe reso protagonista di un episodio di violenza ai danni dei familiari nella loro casa di Quinto di Treviso. Intanto migliorano le condizioni del professore ancora ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era stato trasferito dal San Bassiano per essere sottoposto al delicato intervento chirurgico di estrazione della lama del coltello rimasta conficcata nella schiena a pochi millimetri dall'aorta e dal midollo spinale. Il 62enne è uscito dalla terapia intensiva per essere trasferito nel reparto di neurochirurgia. In base all'esito dell'incontro che avverrà, ricordo, tra pochissimo tra l'avvocato Enrico Villanova e Alberto Zago, sarà tracciata la linea difensiva. Non è escluso che l'avvocato Villanova possa chiedere anche una perizia psichiatrica su Alberto Zago. Come abbiamo sentito nel servizio, migliorano intanto le condizioni cliniche del professore rimasto ferito nell'accoltellamento, sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico, è uscito dalla terapia intensiva, si trova adesso in corsia in reparto. Ha escluso categoricamente di conoscere Alberto Zago. I prossimi aggiornamenti nei telegiornali. La linea torna a te Nicola allo studio. Grazie davvero a Monica Smidele. Noi adesso andiamo a Mellaredo di Pianiga, siamo a pochi passi da Santa Maria di Sala, dove lo ricorderete c'è stata la tragedia del bimbo di 6 anni travolto e ucciso
in bicicletta. Ebbene, un altro dramma della strada questa mattina con un bimbo di 5 anni travolto da un motorino in gravi condizioni. Anna Maria Parisi sul posto, buongiorno. Buongiorno Nicola e buongiorno ai nostri telespettatori. L'incidente gravissimo è accaduto proprio lungo questo attraversamento pedonale. Il bambino era in compagnia della mamma e stava attraversando lungo le strisce pedonali per recarsi al centro estivo che si trova proprio di fronte a noi. Quindi è stato raggiunto purtroppo mentre stava attraversando la strada da un motorino, da uno scooter che in fase di sorpasso ha travolto letteralmente il bambino facendolo cadere rovinosamente a terra e facendogli battere la testa per terra. Il bimbo per fortuna ha immediatamente soccorso, è stato subito trasportato a Padova ed è fortunatamente, dicevo, è rimasto per tutto il tempo cosciente. Un incidente fotocopia, come dicevi tu, a quello accaduto esattamente una settimana fa, il 20 agosto scorso, a 2,5 km da qui a Santa Maria di Sala, quando un bambino stava attraversando la strada in compagnia della mamma che si trovava in bicicletta con le borse della spesa, quando è stato travolto. Era un bimbo ucraino, un piccolo profugo ucraino di 6 anni, è stato travolto da un'auto sempre in fase di sorpasso. Il bambino, che lo ricordiamo, è purtroppo spirato mentre veniva trasportato in ospedale a Padova e di cui poi la famiglia ha deciso di donare gli organi. Insomma, ad esattamente una settimana di distanza dall'altra tragedia, un altro fatto, un altro incidente gravissimo con protagonista ancora una volta un bambino, e che pone naturalmente l'attenzione sulla sicurezza stradale, sugli attraversamenti pedonali che devono essere resi più sicuri, scusate il gioco di parole, soprattutto per le persone più fragili, che sono appunto i pedoni. Augurandoci che il bambino possa riprendersi quanto prima, con Sandro Ponchio ti restituisco la linea, Nicola. Grazie Anna Maria Parisi. Poteva essere una tragedia anche quanto avvenuto ieri sera a Padova, quando un grosso ramo molto pesante di un cedro è caduto sulla strada vicino a una pensilina. Ci racconta tutto Chiara Gaiani. È davvero impressionante quello che è accaduto ieri sera in piazza Mazzini. Erano le 8:30 quando si è staccato da questo cedro dell'Himalaya che il collega Andrea Benetti sta inquadrando un grosso ramo. Vedete come sia frondoso questo ramo, che è finito poi sulla pensilina dell'autobus, dove c'erano delle persone che stavano aspettando l'arrivo del mezzo pubblico. Per fortuna tutte sono riuscite velocemente a scansarsi. Solo una persona diceva insomma di avere forse preso una piccola botta alla testa. Erano circa le 8:30 e in quel momento a Padova non stava piovendo in modo particolare, non c'erano dei fenomeni particolari. È venuto tutto all'improvviso. Un testimone che adesso vi facciamo sentire ha detto: ho sentito come se ci fosse stata un'esplosione, e si è affacciato alla finestra. Allora sentiamolo. Signor Dario Capuzzo, erano le 8:30, ha sentito un tonfo terribile? Sì, un bel fragore è stato. È stato circa un 4-5 secondi di finale di fragore dei vetri della cabina. Cosa ha pensato in quel momento? Non so, un'esplosione, un attentato. Cioè, è stato veramente impressionante. Lei si è subito affacciato alla finestra? Sì, però non ho visto mentre accadeva, chiaramente quello. Come potete vedere, tutta la zona è stata transennata, perché i tecnici dovranno capire se ci sono altri rami che sono potenzialmente a rischio crollo.
Piazza Mazzini è una piazza centrale della città di Padova, è anche uno snodo dove molte persone arrivano, lasciano la loro auto. E che cosa è accaduto ieri sera, che cosa probabilmente è accaduto, lo abbiamo chiesto all'assessore al verde pubblico della città di Padova, Antonio Bressa. Ovviamente adesso ci saranno degli approfondimenti, delle verifiche, perché l'evento è successo ieri sera, quindi serve il tempo necessario anche per capire meglio la situazione. Però si tratta molto presumibilmente di un fenomeno che è conosciuto in quest'ambito e che riguarda proprio la caduta di rami all'improvviso, che succede principalmente nel periodo estivo. In letteratura si chiama sudden branch drop. Cioè sostanzialmente è una caduta improvvisa di rami che in particolari tipologie di alberi sono magari stressati da fenomeni meteorologici, maltempo. D'estate c'è qualche fenomeno in più di disidratazione all'interno e quindi anche all'improvviso possono cadere come è successo appunto ieri sera. Adesso qui come procederà? Verrà rimosso l'albero e poi sistemata la pensilina? Verranno fatte verifiche? L'evento è successo ieri sera, ci stiamo attivando e quindi sicuramente verrà sistemata la pensilina, verrà rimosso il ramo e si capirà se fare degli interventi sulla parte esposta dell'albero dove c'è stato il cedimento del ramo e poi continueremo a occuparci del resto del patrimonio arboreo. Questo dunque a Padova, da un dramma sfiorato, una tragedia sfiorata, a quello che è di fatto un disastro sfiorato. Siamo, lo dicevo in apertura, a San Trovaso di Preganziol, dove una fuga di gas sta mettendo tuttora in allarme un intero quartiere. Christian Arboit, buongiorno. Sì Nicola, buongiorno a te anche da parte di Tommaso Migotta che sta curando la parte tecnica e che ti sta inquadrando proprio in questo preciso istante il luogo in cui si è verificata questa fuga di gas. La benna della ruspa che vedi questa mattina ha danneggiato sostanzialmente un tubo del gas. Da lì una fuoriuscita pesante, copiosa di gas, la mobilitazione di un intero quartiere. Inizialmente è partito l'allarme di un residente che ha chiamato in tempo zero i vigili del fuoco. Questa sera lo sentirete, quindi un fruscio, un forte rumore accompagnato da un odore acre, molto acre, quello solito del gas per intenderci. Di lì la mobilitazione, sono arrivati qui sul posto, siamo tra via Berto e via Quasimodo, i vigili del fuoco, la protezione civile di Preganziol che si è allertata immediatamente, la polizia locale di Preganziol. Attimi concitati che appunto adesso ci raccontano due residenti, ma saluto fin da subito e ringrazio il sindaco Elena Stocco che vedete che ci darà un quadro aggiornato della situazione. Parto con Simone Tommasello. Cos'è successo questa mattina e che cosa ha visto? Mi sono alzato come tutte le mattine, ovviamente ho aperto le finestre per far reggere la camera e le stanze e ho iniziato appunto ad avvertire questo forte odore di gas, per cui la mia prima preoccupazione è stata cercare la causa nei fornelli del piano cottura piuttosto che in perdite magari alla caldaia. Però avendo appunto le finestre aperte mi pareva strano che la perdita insomma fosse localizzata nella mia abitazione, per cui mi sono affacciato ed effettivamente dopo un poco ho visto il primo vigile che bloccava l'accesso a via Berto e nel giro di pochi minuti poi diciamo anche un andirivieni di vigili del fuoco che devo dire sono stati molto pronti nel rispondere alla situazione. Per cui... Tutti concordano, Nicola, proprio su questo. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto, questo va detto, e questo ha evitato forse anche il panico, perché i primi minuti sono stati davvero concitati. Sì, assolutamente, è stato comunque confortante, quindi non ho avuto grosse preoccupazioni vedendo appunto comunque la celerità dell'intervento, quindi sono arrivati tanti vigili del fuoco supportati ovviamente dal corpo dei vigili dei vigili urbani, quindi la polizia locale,
Lei stesso ha lasciato casa a un certo punto? Sì, io ho lasciato casa avendo moglie e bambino piccolo, comunque abbiamo pensato di fare una passeggiata e abbiamo scoperto che in realtà anche altre aree del paese erano state diciamo, messe in sicurezza. E poi comunque anche dagli aggiornamenti del sito internet del comune abbiamo visto che la situazione è rientrata veramente nell'arco di poche ore, per cui anche questo è un plauso da fare al comune e alla gestione. Ecco, diciamo verso le 11, ma poi ci dirà meglio Stocco. Vittoria Lena, un'altra residente proprio a ridosso del luogo dove è avvenuto il fatto, quindi verso le 8:30, poco prima delle 9. Sì, poco prima delle 9 si è sentito questo scoppio e un fruscio, ecco, e uscita in giardino ho sentito questo fortissimo odore di gas e mi sono un attimo un po' allarmata, ma subito il mio vicino aveva chiamato i vigili del fuoco e dopo 2 minuti è arrivata subito la polizia locale. Che inizialmente poi ha suonato campanello per campanello, dicendovi che cosa? Sì, che era consigliato evacuare per un paio di ore e che appunto si era rotto questo tubo del gas. Poi anche di chiudere le finestre, di anche spegnere i dispositivi elettronici. Esatto, di non accendere la luce, anche adesso che è finito tutto quanto consigliano 2 minuti per un po' di non accendere la luce, ecco. Ecco, un po' di cautela per evitare. Esatto. Ecco, sindaco Stocco, una mattinata concitata, ma la macchina dei soccorsi e dell'emergenza si è messa subito in moto, questo va detto. Sì, è stato fondamentale intervenire tempestivamente, quindi qui rinnovo il plauso ai vigili del fuoco che sono intervenuti davvero nell'immediatezza, supportati poi da polizia locale, da protezione civile Preganziol, dai tecnici di Apireti Gas, quindi davvero una squadra imponente, con l'obiettivo ovviamente di far intervenire in totale sicurezza i tecnici sul posto per i ripristini necessari, ma soprattutto per garantire le migliori condizioni di sicurezza ai residenti e ai passanti. È stato importante anche intervenire con la messaggistica, quindi con i social, con la messaggistica comunale, per dare una capillare informazione delle misure di sicurezza che erano state concordate anche con i vigili del fuoco, chiaramente. Ecco, tra l'altro poi Nicola, tanti si sono rifugiati in un bar qui vicino, quindi c'è anche questo aspetto un po' di colore per certi versi, il fare comunità che si è visto questa mattina nonostante tutto, nonostante la paura. Certo, devo dire che anche per sdrammatizzare un po' quella che era la situazione, le persone appunto che si sono riversate in strada per prendere visione appunto della situazione hanno trovato intanto l'accoglienza e il conforto da parte dei volontari di protezione civile, della polizia locale, e anche tra loro è stato un momento per condividere le informazioni, ma soprattutto per darsi supporto in questa che è stata una mattinata particolare. Concitata, ultimissima battuta, adesso però servono anche gli approfondimenti, bisogna capire che cosa è successo. Stava operando questa ditta privata, quindi la Bena della Ruspa, che ha toccato e ha danneggiato la tubatura del gas, quindi ci saranno degli approfondimenti, immagino, a cura anche della polizia locale. Certo, come è doveroso che sia in questi casi, sono già in corso appunto tutti gli accertamenti del caso e quindi ecco un supporto, un grazie, un plauso davvero alla polizia locale, perché oltre alla gestione del momento appunto dell'emergenza e al coinvolgimento della cittadinanza, appunto ora è impegnato anche in questo tipo di attività. Ecco, tra l'altro proprio gli uomini della polizia locale sono arrivati in questo momento nuovamente e quindi i rilievi sono in corso. Nicola, per il momento da San Trovaso è tutto, da questa zona di via Quasimodo, via Berto. Saluto nuovamente e ringrazio Vittoria Lena, Simone Tomasello e il sindaco Elena Stocco. Per il momento è tutto, con Tommaso Migot ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit, Tommaso Migot e ai tuoi ospiti, in attesa di collegarci con Padova per un'altra importante vicenda e storia di violenza. Torneremo quindi a parlare di violenza nelle città, però anche il sospiro di sollievo per i bimbi di 5-7 anni, 2 fratellini che sono stati trovati dalla polizia locale a Bibbione in auto con il padre che li aveva di fatto portato via questi bambini dalla mamma unica affidataria. Erano scomparsi dalla Repubblica Ceca, quindi si è mossa l'Interpol, diverse autorità internazionali per trovare questi bambini sani e salvi.
Gli agenti della polizia locale di San Michele al Tagliamento hanno ritrovato i due fratellini di 5 e 7 anni, un maschio e una femmina a Bibbione, la cui scomparsa insieme al padre in Repubblica Ceca era stata segnalata lo scorso 19 agosto. Gli agenti hanno notato l'auto con targa ceca parcheggiata nel campo di una zona periferica con l'uomo e 2 bambini all'interno, ma una volta interpellato il padre ha dato spiegazioni che non hanno convinto gli agenti, che quindi hanno avviato accertamenti attraverso le banche dati europee, scoprendo che su di lui pendeva una denuncia di scomparsa presentata dalle autorità ceche insieme alla segnalazione dei minori. È scattato così un articolato iter investigativo tra Italia e Repubblica Ceca, la Procura della Repubblica di Pordenone e quella dei minori di Trieste, ed è risultato che la mamma dei bambini è l'unica affidataria e il padre non li aveva più riportati da lei. Rintracciata all'alba in Repubblica Ceca, la mamma si è messa in viaggio e una volta in Italia ha potuto riabbracciare i suoi figli che nel frattempo erano stati accolti in una struttura protetta. Il padre è stato deferito per porto abusivo d'arma, poiché in auto sono stati rinvenuti una pistola priva di tappo rosso tipo scacciacani con munizioni e un tirapugni. Al comandante Filippini e agli uomini della nostra polizia locale vanno parole di profonda gratitudine e stima, la dichiarazione del sindaco Flavio Maurutto. A Padova adesso, a Padova con un'operazione della polizia che ha portato al DASPO nei confronti di alcuni ultras del Padova responsabili di un violento pestaggio. Valentina Visentin, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova. I fatti risalgono al 25 aprile scorso, quando i 2 ultras biancoscudati durante i festeggiamenti per la promozione del calcio Padova in Serie B sono entrati in un locale in via Roma, quindi nel centro della città, e hanno aggredito con violenza inaudita alcuni clienti. Senza motivo li hanno colpiti con calci e pugni e presi ad ombrellate. Grazie alle telecamere di sorveglianza, la Digos e la Questura di Padova sono riusciti ad identificare i 2 responsabili. Si tratta di un 47enne e di un 52enne ultras del calcio Padova, appartenenti al gruppo di educazione padovana, entrambi già noti alle forze dell'ordine con numerosi precedenti e già destinatari di DASPO di 10 anni emessi nel 2024 dal questore di Cesena, dopo che c'erano stati scontri tra i tifosi padovani e di Cesena durante una partita di campionato. Questa violenza ha provocato ovviamente delle misure anche ancora più gravi per questi 2 ultras padovani, con il DASPO Willy di 5 anni, ovvero non potranno più andare o sostare all'esterno dei locali della città, ma anche il divieto di ritorno a Padova di 4 anni. Sono entrambi appunto 2 figure già note e con numerosi precedenti. Il 47enne in passato era stato anche accusato di lesioni, tentato omicidio, rissa, minaccia, rapina e porto abusivo d'armi, e come si vedono dalle immagini proprio riprese dalle telecamere del locale, si vede l'aggressione violenta messa in atto in pochi minuti dai 2 ultras. La Questura di Padova sta inoltre indagando per individuare il gruppo di sostenitori padovani che il 23 agosto scorso, durante la trasferta ad Empoli per la prima partita di campionato, a bordo di una decina di mezzi hanno depredato l'area di servizio di Pian del Voglio. Ma sulla brutale aggressione del 25 aprile sentiamo le parole del questore di Padova Marco Odorisio, intervistato pochi minuti fa dal collega Francesco Rattai, e poi la linea può tornare allo studio. Mentre in atto i festeggiamenti che hanno interessato un po' tutta la città, proprio nel centro storico, veniamo chiamati alla sala operativa al 113 per un'aggressione gratuita. Ci richiamo sul posto, anche la Digos avvia subito le immagini. È praticamente un gruppo di sostenitori, tifosi, chiamare tifosi, insomma offenderemmo i tifosi che sono la stragrande maggioranza delle persone che hanno la passione per il calcio e per il Padova, diciamo delle persone appartenenti a un gruppo ultras, sono entrate in questo locale e sono passate senza un motivo alle vie di fatto, prendendo a pugni e anche a ombrellate 2 avventori che attendevano di essere serviti all'interno del bar. C'era anche un bambino con la madre, quindi il bambino che si mette a piangere, la mamma si accovaccia, scene veramente diciamo brutte che fanno tristezza, scene che credo, permettetemi questa riflessione, che nuocciano e offendono il buon nome del calcio Padova,
società sportiva e dell'intera città e della stragrande maggioranza dei tifosi, quelli sì, quelli che vanno allo stadio, seguono con passione, soffrono e gioiscono per le sorti della propria squadra. Quindi la Digos sul posto, addirittura viene chiamata anche l'ambulanza per soccorrere i 2 malcapitati avventori, gratuità nella violenza, la Digos recupera le immagini e quindi è chiaro l'appartenenza a questa frangia ed è appunto Ultras Educazione Padovana. Vengono individuati quindi i 2 materiali aggressori e si tratta di persone già aggravate per quanto riguarda i provvedimenti di prevenzione in ambito sportivo da DASPO, già protagonisti anche nel passato abbastanza recente, il 4 agosto dello scorso anno, la partita di Coppa Italia, la spedizione appunto di Ultras Padovani contro proprio i tifosi del Cesena. Così il questore Marco Dorisio. È un problema che riguarda tutte le città, quello della violenza, in questo caso è una violenza che riguarda la frangia violenta degli ultras, ovviamente tutti gli ultras non sono così, e poi ci sono altre problematiche che riguardano tutte le città, le baby gang che continuano a imperversare a Treviso. Dopo la pubblicità ripartiremo proprio da qui. Questa è la banda di minorenni che sta spadroneggiando in centro a Treviso. Siamo nella storica Calle dei Dall'Oro e il plateatico sequestrato dai Maranza è della storica osteria Alloro. È 11 anni e mezzo che sono qua, ma l'ultimo periodo veramente sono proprio, guarda, disperata. Vengono qui, si mettono sul plateatico, sporcano dappertutto. Guarda, qua non so cosa mi hanno messo, mi fa morire le piante, non so cosa hanno messo. La fioriera ieri sera l'hanno presa a pugni e vengono qua e comandano loro. E lo fanno in maniera sfrontata, come ieri sera, quando è dovuta intervenire la polizia per farli alzare, permettendo al personale prima di pulire tutto, per poi apparecchiare i tavoli per i turisti. Ho dovuto chiamare le forze dell'ordine che vengono. E stessa cosa una settimana fa? Ma sì, ma è un mese che va avanti questa storia. Ma io non posso prendere e tirare via il plateatico, perché ci avevo anche pensato. Ma io alla sera devo dare a mangiare la gente, questi arrivano alle 5:30, ieri sera era meno 20 alle 7 ed erano qua. C'è anche il danno economico, perché se vengono questi i turisti non si fermano. Ma certo, se vedono questi scalmanati cosa fanno? Non si fermano, no. Danni materiali, commerciali e d'immagine per il locale, ma anche tanto sconforto per questa gioventù perduta e, sottolinea Maria, probabilmente dimenticata dai genitori. Che controllano sti ragazzi dove vanno? Cioè, anch'io sono una mamma e anch'io ho avuto un figlio maschio. Se non mi è mai successo, loro lo sanno benissimo, sono minorenni. Le forze dell'ordine non possono fargli niente. Loro sanno le leggi meglio di me e loro gliene fregano. Ma è un problema di tutte le viuzze tra San Nicolò e Piazza Pio X. Poi passano di qua, danno le pedate sui portoni. Qui è diventato un macello. Una volta era tranquillo e adesso io non mi sento più tranquilla. La telecamera di sicurezza più vicina è in Piazza Pio X, con il risultato che queste viuzze sono un vero e proprio cono d'ombra che pare stia coprendo anche i numerosi clienti di una casa d'appuntamenti. Per questo Maria Rossetto lancia un appello al sindaco Conte. Intanto vorrei chiedere una telecamera, che così perlomeno li vediamo tutti quanti bene in faccia. E seconda, io credo che adesso come adesso bisogna fare veramente zona rossa qui, perché non solo qui ma anche nelle stradine, che mi facciano una cortesia, perché io non ce la faccio più. Non è che un episodio di maleducazione o di vandalismo sia sinonimo di instaurazione della zona rossa. Insomma, dobbiamo essere tutti quanti molto consapevoli e responsabili che il tema della sicurezza e del disagio giovanile in questo caso va affrontato anche con altri strumenti. Così il sindaco Conte risponde alla richiesta di istituire la zona rossa nel quadrante di Piazza Pio X, richiesta che arriva dalla storica ristoratrice Maria Rossetto dell'Osteria Alloro. Bande di giovani
bulli, vandalismi, furti e tutta una serie di episodi che stanno esasperando esercenti e residenti. E non è una novità. Giusto un anno fa, il 26 agosto del 2024, sindaco ed assessori fecero un sopralluogo ed incontrarono i residenti di questo quadrante del centro dopo le numerose segnalazioni di degrado e criminalità di cui ci vive o lavora. L'impegno era quello di chiedere al governo rinforzi di polizia e carabinieri, ma anche di potenziare videosorveglianza ed altre iniziative per riportare la serenità. Purtroppo in questi 12 mesi i problemi non sono stati risolti, lamentano residenti e commercianti, e proprio in questo quadrante, in via Castelmenardo, lo scorso dicembre c'è stato l'omicidio di Francesco Favaretto, che ha visto protagonisti dei giovanissimi, ed ora sono proprio ancora delle bande di ragazzini ad allarmare, provocano danni, spadroneggiano, sbeffeggiando, addirittura aggredendo chi li rimprovera. Se la zona rossa sia davvero la soluzione per quest'area resta da vedere. Il tema della zona rossa è un tema che riguarda le forze dell'ordine, riguarda il prefetto. Il dialogo, il confronto è costante con le forze dell'ordine e quindi a settembre, come ci eravamo detti, ci siederemo attorno a un tavolo per capire se è necessario e opportuno reintrodurre la zona rossa nel quadrante della stazione. Siamo rientrati in diretta, dunque, il tema delle baby gang. Poi c'è un altro fronte, quello delle truffe o comunque dei reati che si vengono perpetrati attraverso il web. Ebbene, c'è in queste ore e fa notizia la denuncia della europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti, europarlamentare PD vicentina, che denuncia, non è la sola, ci sono altre personalità politiche, donne in questa vicenda. Denuncia un sito hard accusato di diffondere foto, le sue foto in questo caso modificate, commentate poi con frasi oscene, quindi ne chiede la chiusura. Non avrei mai voluto registrare questo video, ma purtroppo da poco ho scoperto di essere vittima anch'io di un sito pornografico frequentato da migliaia di uomini, dove sono state caricate anche centinaia di mie foto a partire dal 2014. Lo j'accuse di Alessandra Moretti, l'europarlamentare vicentina del Partito Democratico, in un video racconta di aver scoperto che un sito hard avrebbe caricato sue foto modificate a cui sarebbe seguito un lungo elenco di commenti osceni. Il senso della mia denuncia è non solo quello, ovviamente, di far chiudere questo sito e questi siti che dilagano in rete, ma il senso è anche quello di spronare tutte le donne che sono vittime di violenza a non fare mai passi indietro, ma a denunciare sempre. Alessandra Moretti chiede che questa battaglia culturale sia comune, unisca le donne e gli uomini. Il problema della violenza contro le donne è un problema degli uomini. Noi purtroppo siamo vittime. Una battaglia culturale contro una cultura patriarcale così incistita e radicata nella nostra società, una cultura che mina la nostra dignità, ma mina anche la nostra sicurezza. Quindi vi ringrazio ovviamente per l'attenzione e ringrazio i tanti e le tante che continueranno insieme a me a portare avanti questa battaglia così importante. E poi ci sono le truffe, le classiche truffe online, vittime quasi sempre anziani, in questo caso una truffa sventata ai danni di una 70enne, siamo a Crocetta del Montello. Si è finto un operatore della Polizia Postale di Roma e, secondo la tecnica del cosiddetto spoofing, ha convinto l'anziana a versare un bonifico di 6.000 euro. Denunciato un 33enne di Napoli, già gravato da precedenti di polizia, e ritenuto responsabile della tentata truffa ai danni di una 70enne di Crocetta del Montello. Il tempestivo intervento dei militari ha impedito che la signora versasse la somma su una carta ricaricabile, riconducibile al truffatore. L'operazione bancaria è stata bloccata in tempo e i soldi riaccreditati sul conto della vittima. L'Arma dei Carabinieri coglie l'occasione per rinnovare l'appello, soprattutto agli anziani, spesso soggetti a simili raggiri, a non eseguire mai bonifici o altre operazioni economiche su richiesta telefonica di sconosciuti. In caso di dubbi o sospetti è fondamentale contattare subito il 112. E poi ci sono i professionisti delle frodi, la Guardia di Finanza ne smaschera una per ottenere fondi europei per l'agricoltura. Siamo a Padova. Finte
20 giovani imprenditori agricoli per ottenere i contributi del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, una maxi truffa quella scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza di Padova, che ha portato alla condanna di 4 imprenditori agricoli padovani a cui sono stati confiscati beni per 3.300.000 euro. L'indagine ha fatto emergere che i responsabili utilizzavano 2 giovani agricoltori come prestanome per ottenere i fondi europei per avviare imprese agricole. Con un complesso intreccio di fusioni societarie e compravendite fittizie avevano ottenuto tra il 2015 e il 2020 oltre 4,5 milioni di contributi messi a disposizione dal Fondo Economico Europeo per l'Agricoltura per 6 aziende agricole che avevano sede a Padova, L'Aquila e Perugia. Al termine dell'indagine i beni sono stati confiscati e i 4 sono stati condannati a pene comprese tra 1 anno e 8 mesi e 2 anni e 8 mesi di reclusione. La sentenza è diventata irrevocabile dopo la conferma in Cassazione lo scorso giugno. Per i finanzieri padovani un lungo lavoro attraverso intercettazioni telefoniche, tracciamenti bancari e acquisizioni di documenti che hanno portato a smascherare la frode che ha danneggiato tanti onesti giovani imprenditori agricoli che invece cercano con molte difficoltà di avviare nuove imprese sul territorio. C'è chi si dà alle frodi e chi invece non ha i soldi nemmeno per un affitto di una casa. Fa discutere, l'abbiamo raccontato ieri, la vicenda a Spinea di una mamma di 35 anni che ha occupato una casa sfitta abbattendo un muro per vivere insieme alle 2 figlie minorenni. Siamo a Spinea, la donna ha parlato anche con noi, sentite. Sulla serratura della porta d'ingresso sono evidenti i segni dello scasso, ma non si tratta di ladri. In questo alloggio del condominio Sanremo in Villaggio dei Fiori a Spinea ora abita una mamma di 35 anni con le figlie di 12 e 10 anni. Il muro di mattoni che impediva l'accesso a questo appartamento di edilizia pubblica, evidentemente non in procinto d'essere assegnato a breve, è stato abbattuto a colpi di mazza per permettere quello che è a tutti gli effetti un reato di occupazione abusiva, un reato di cui è cosciente anche la giovane madre che ha parlato al nostro microfono a patto di non essere ripresa. Che io non sono assolutamente d'accordo per quello che ho fatto, so che ho reato, però io se trovassi qualcosa anche domani andrei via subito. Perché non è una cosa che io avrei fatto, ma sono stata spinta purtroppo. Un'assunzione a tempo indeterminato in una pizzeria, ci racconta, non le è sufficiente a poter sostenere un affitto e il mantenimento delle figlie. Un appartamento in affitto non è solo che tu vai e sono 800 euro, però tu ovviamente devi calcolare che devi dare la caparra, almeno vogliono 3 mesi, più il mese corrente, più ci sono le spesate di condominio. È difficoltoso. In Italia è diminuita la disoccupazione, ma cresce la povertà lavorativa, quella cioè di chi vive grosse difficoltà economiche nonostante un'occupazione e uno stipendio regolare, che però evidentemente non basta. Qualcuno ha avuto modo di parlare con lei del comune di Spinea? Allora, come amministrazione, le dico la verità, non ancora, nel senso che la signora dalle informazioni che abbiamo al momento non si è ancora rivolta ai servizi sociali. Noi rimaniamo disponibili, però adesso è un caso appunto che va attenzionato. La 35enne che ha occupato l'appartamento di Spinea è arrivata da poco dalla Sicilia una volta trovato lavoro, 1.200 euro al mese. Per un periodo lei e le figlie sono state ospiti di amici. A giugno il nuovo decreto sicurezza del governo Meloni era stato presentato con la promessa di bloccare occupazioni abusive, permettere sgomberi immediati e comminare pene severe. In realtà in questo caso è inapplicabile. Quando l'immobile non è stato assegnato, quindi non c'è praticamente un'abitazione principale, essendo appunto l'immobile comunque del Comune di Venezia, non del Comune di Spinea, ma non assegnato, quindi libero, il decreto sicurezza non può essere assolutamente applicato. La casa sfitta occupata a Spinea dalla 35enne e le 2 figlie fa parte di un lotto di 164 appartamenti gestiti da Insula e di proprietà del Comune di Venezia. 164 appartamenti di edilizia pubblica per cui la Giunta Comunale di Venezia ha avviato a luglio le procedure di vendita ai privati. Come lo vede il suo futuro dentro questo appartamento? No, non vedo il futuro io dentro a questo appartamento, io cerco sempre qualcosina di più bello, di più sistemato per le mie figlie. E poi c'è il rischio invece di occupazione abusiva negli edifici espropriati e svuotati per la TAV. Siamo a Vicenza, andiamo a Vicenza.
Allerta sicurezza per i condomini espropriati per la TAV in Viale San Lazzaro. Gli edifici svuotati dove soggiornavano complessivamente 190 famiglie sfrattate per consentire le operazioni di abbattimento sono diventati preda di senza dimora e balordi. Alcuni sigilli violati e reti metalliche divelte agli ingressi hanno reso necessario la muratura degli accessi. Questi spazi vuoti non possono diventare ricettacolo di microcriminalità e degrado. È stata vigilanza privata in primis ad accorgersi appunto delle occupazioni abusive, cosa che ha permesso ad IRICAV di prepararsi e di intervenire prontamente già da lunedì per richiudere tutto, ripristinare le sigillature e per maggiorarle, come in questo caso in cui sono stati messi questi blocchi di cemento. La vigilanza privata oltretutto è stata anche intensificata in tutti i condomini che sono oggetto appunto di abbattimento, in maniera da garantire un servizio di verifica della situazione e un pronto intervento per ripristinare le sigillature. La posa di questi imponenti blocchi di cemento agli ingressi dovrebbe consentire l'interdizione fisica degli accessi contro l'occupazione abusiva in attesa della soluzione definitiva con l'abbattimento fisico di ogni singola palazzina, un periodo che richiederà ancora settimane secondo il cronoprogramma previsto nel cantiere. Nel frattempo si sono susseguiti alcuni blitz di carabinieri e polizia per dissuadere prontamente ulteriori occupazioni. Fondamentale sarà tenere monitorata la zona H24. E gli abbattimenti sono previsti nel mese di settembre-ottobre, adesso chiaramente stanno procedendo col primo degli abbattimenti previsti appunto dal progetto dell'alta velocità, che è il condominio a fianco a questo, alle nostre spalle, e quello sarà il primo che sarà appunto abbattuto e sarà abbattuto nelle prossime settimane, e poi di lì si farà tutta una pianificazione che coinvolgerà anche questo condominio. Lei che lavora qui davanti, com'è la situazione? Beh, la situazione adesso che comunque è stato contingentato l'accesso ai mobili è sotto controllo e bene, positivo, molto positivo, ci sentiamo più tranquilli e bene. Queste nuove murature, è stato necessario un intervento più drastico, come la vede? Beh, vista la zona era fisiologico che dovesse essere così, inevitabile. Quindi adesso bisogna aspettare l'effettivo abbattimento e questo è in questa fase di interregno un po' che vi crea qualche preoccupazione? Ma in realtà lo aspettiamo con ansia, perché poi noi abbiamo la visione del lavoro finito e per noi è importantissimo. È positivo insomma che abbiano bloccato? Insomma, le regole vanno rispettate. È importante perché? Perché tutti devono avere delle regole. Perfetto. Ok? Basta così. Se non rispetti le regole... Beh, sicuramente è una cosa buona, più che altro perché già questa zona in generale non è che fosse bene, anche poi con la storia della zona rossa abbiamo acquisito un po', perlomeno io personalmente, un po' di fiducia a riguardo. Sì, insomma, speriamo possa andare bene tutto quanto. Poi per la TAV io la trovo anche poco invasiva, parlo sempre per me, anche poco invasiva, quindi dicevano per esempio, avevamo fatto anche varie assemblee, che ci sarebbero stati dei disordini o magari dei disturbi dovuti al rumore del movimento, cosa che io perlomeno non ho ancora visto, mi sembra molto contenuto. Sono perfettamente d'accordo con il mio amico, effettivamente non è la miglior zona, se posso dire la mia opinione. Questo sigillo è stato necessario farlo non solo con delle reti che è facile rimuoverle, ma proprio una vera e propria muratura. È sufficiente fino all'abbattimento a questo punto? È preoccupato? Non lo so per il momento, però secondo me c'è da preoccuparsi perché una maggiore presenza della polizia e dei carabinieri sarebbe proprio necessaria secondo me. I drammi sfiorati in spiaggia. A Bibione un bimbo di appena 14 mesi ha rischiato di soffocare mentre mangiava un pezzetto di anguria. Abbiamo sentito un bagnino che ha vissuto quei drammatici momenti. Credo che siccome l'anguria sia molto acquosa venga sottovalutata dai genitori, perché un bambino che mangia di pezzi di anguria comunque sia pericolosino come cosa quando sono così piccoli. Gli è rimasto incastrato un pezzo di anguria sulle vie aeree superiori, quindi in gola, detto in termini più semplici. Non riusciva più a respirare, quindi un caso di soffocamento. I genitori sono rimasti
scioccati e paralizzati dalla cosa, come può succedere, anche perché probabilmente non avevano fatto i corsi di formazione salvavita. Sono queste le parole di Filippo Padovani, capo dei bagnini di Bibione, che ha vissuto quei momenti di puro terrore. Erano da poco passate le 11:30 quando la famiglia, arrivata da Trieste in vacanza nella zona di Lido del Sole, dietro la Torretta 14, ha lanciato disperatamente l'allarme dopo aver visto il figlio di soli 14 mesi che faticava a respirare mentre mangiava un pezzetto di anguria. Decisivo e provvidenziale l'intervento di un'infermiera dell'ospedale di Udine, anche lei in spiaggia per le vacanze, che con prontezza e professionalità è riuscita a salvare il piccolo, evitando una vera e propria tragedia. Ha preso il bambino, lo ha girato dandole delle pacche in mezzo alle scappole e poi girando e facendo delle compressioni toraciche, che la manovra pediatrica è fatta così, e per fortuna dopo un paio di cicli, cioè dopo un paio di giri di questa manovra, il bambino ha sputato il pezzo di anguria ed è tornato a respirare. Sarebbe consigliato molto, questi qua erano dei genitori di Trieste, per i neogenitori o per chi ha dei bambini piccoli, insomma, fare questi corsi, perché ci vuole poco a avere dei problemi di questo tipo. Insomma, i bambini di continuo si mettono in bocca delle cose, quindi potrebbe succedere che vanno in arresto respiratorio, insomma. A proposito di soccorsi, sono quasi 600 i voli effettuati da Leone 2, l'elicottero in dotazione al SUEM di Padova, che dal 15 settembre, grazie a un accordo firmato con il Soccorso Alpino del Veneto, potrà operare anche nelle zone più impervie dove non è possibile atterrare. Firmato l'accordo tra SUEM 118 di Padova e il Soccorso Alpino del Veneto per permettere la presenza di un tecnico sull'elicottero che presta il primo soccorso. Una presenza che garantirà l'aiuto anche nelle zone dove non è possibile atterrare, ma solo scendere con il verricello. Arriverà il tecnico dell'elisoccorso, che ovviamente lui è formato per tutta l'attività dell'ambiente impervio ostile, per mettere in sicurezza il nostro operato, ma chiaramente noi lo formeremo anche per fare attività sanitaria, perché in quel modo, anziché essere in 2, saremo in 3 a poter lavorare sul paziente. Leone 2, questo il nome dell'elicottero che copre la zona di Padova, che si estende fino al litorale di Venezia e Rovigo. Si è alzato in volo nel 2024 582 volte tra interventi primari e secondari, con picchi soprattutto durante l'estate e il mese di agosto. La nostra finalità è quella di portare nel miglior modo, nel più breve tempo possibile, aiuto a chi ne ha bisogno. Una sinergia, quella tra Soccorso Alpino e SUEM, ormai consolidata nel tempo, che finalmente arriva anche a Padova per dare completezza a tutte le attività di elisoccorso nella regione del Veneto. Il primo soccorso in elicottero è fondamentale e non può essere scambiato per un servizio di trasporto pubblico. La missione diventa una missione a pagamento nella misura in cui noi andiamo a recuperare i cosiddetti illesi, che sono persone che non hanno dei bisogni sanitari ma che si trovano in situazioni appunto particolari, perché appunto si sono trovati su un posto non adatto alle loro forze, non adatto al loro equipaggiamento e così via. Quando noi classifichiamo a livello di centrale operativa il soggetto come illeso, la missione viene messa in conto a quella persona. Un lavoro impegnativo quello del soccorritore, in cui non deve mai mancare la lucidità, come nel soccorso al bimbo di 5 anni chiuso in auto nel Sile. I blocchi non devono esserci, perché siamo, come dire, l'unica possibilità che quel bimbo aveva, ma anche altri pazienti, gliela possiamo dare noi, e quindi noi non possiamo permetterci di bloccarci. Come dicevo prima, le emozioni del momento vanno assolutamente gestite. È chiaro che c'è un impatto emotivo importante, soprattutto anche perché il personale ha un vissuto quotidiano, c'è a casa bambini, anche quando si va su una persona più anziana, se a casa un infermiere, un medico, hanno familiari magari in condizioni similari, ovviamente si può far coinvolgere, ma la regola è gestire l'emozione. E adesso la politica, perché diventa una polemica politica il gesto dell'assessora al sociale del Comune di Padova, Margherita Colonnello, che ha appeso alla porta del suo ufficio a Palazzo Moroni il fiocco arcobaleno per il figlio Aronne appena nato. Sostanzialmente il concetto è: deciderai tu cosa vorrai essere, maschio o femmina, e ne è nata una polemica politica molto forte.
Ho voluto dedicare questo discorso alla mia pancia che custodisce una creatura. Non è importante di che sesso nascerà, l'importante è chi sceglierà di essere. Noi gli auguriamo di diventare la persona più coraggiosa del mondo senza paura per gli altri. Parlava così al Pride di Padova lo scorso 31 maggio Margherita Colonnello, allora incinta, adesso mamma di un bellissimo bambino, Aronne, nato a Ferragosto. Come promesso, alla porta del suo ufficio a Palazzo Moroni sono attaccati 5 fiocchi arcobaleno che nel giro di pochissimo sono stati sommersi dalle polemiche. Preferisce il silenzio al microfono, ma sceglie la sua pagina Facebook per esprimere il pensiero condiviso con il marito, l'assessore al sociale, che scrive: nostro figlio non ha ancora 2 settimane, non avremmo immaginato di dover impiegare questo tempo prezioso sommersi da una polemica nazionale sulla nostra famiglia. I leoni da tastiera si sono scatenati sulla base di una dichiarazione non riportata correttamente, riempiendoci di odio. La bestia ha preso il nostro discorso al Pride di Padova e lo ha distorto, rendendolo macchiettistico e un contenuto facile da condividere per alimentare violenza verbale. Ci siamo sentiti di augurare pubblicamente a nostro figlio di scegliere l'arcobaleno come simbolo di amore e pace in un mondo che distorce la bellezza e la varietà della vita a solo bianco e nero. Non gli abbiamo chiesto di decidere se essere maschio o femmina, gli abbiamo promesso che saremo sempre al suo fianco, qualsiasi cosa deciderà per la sua vita e chiunque deciderà di essere. Questo per noi vuol dire amore di genitori. Sui fiocchi arcobaleno in comune, tra i primi ad alimentare la polemica il vice premier Matteo Salvini, che ha scelto le sue pagine social per pubblicare una foto sorridente di Margherita Colonnello con un commento: congratulazioni e auguri a mamma, papà e al bimbo, ma era proprio necessario tutto questo? Dai social la risposta della diretta interessata: speriamo che chi si erge difensore della famiglia possa avere rispetto della nostra tranquillità in giorni così intensi e bellissimi, giorni che vorremmo trascorrere solo in compagnia di nostro figlio, senza doverci difendere dagli attacchi della destra. Ringraziamo chi ci sta dimostrando solidarietà e sostegno. E la politica entra in primo piano anche alla Mostra del Cinema di Venezia, lo sappiamo. Più tardi ci collegheremo telefonicamente con il nostro Lorenzo Maier per tutti gli aggiornamenti, ma ieri si è parlato molto di Gaza, sabato ci sarà la manifestazione regionale con anche i centri sociali dei pro-Palestine. Allora ripartiamo da qui. Il dramma della guerra dei morti in Palestina continua a tenere banco in queste ore in modo angosciante al Lido all'82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Gli attivisti hanno presentato la mobilitazione di sabato proprio davanti al Palazzo del Cinema e la Biennale ieri alla cerimonia di preapertura ha lanciato un messaggio importante contro ogni forma di censura artistica, ma ribadendo l'importanza di costruire la pace contro ogni forma di violenza e di guerra. Il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e il direttore del festival Roberto Barbera hanno invitato a parlare sul palco Don Nandino Capovilla, parroco di Marghera, da sempre impegnato nel prodigarsi a promuovere con gesti concreti la pace nella striscia di Gaza. Una mostra che riflette, pensa anche a quello che sta avvenendo in Palestina e a tutte le guerre. Il suo pensiero molto bello che ha detto ieri alla cerimonia di preapertura, molto bello ma drammatico purtroppo. Drammatico perché è coerente con queste nostre giornate, con quello che accade, quello che ci tocca vedere, ma vorremmo anche ascoltare e quindi rompere il silenzio per far sì che sia chiaro un concetto. La Biennale di Venezia nella sua storia, nei suoi 130 anni, è stata sempre presente con le vicende del mondo. E ha detto la tomba di un bambino, ha citato Euripide, non saprei ripetere il suo discorso, se ci fa una sintesi. È lo strazio di una nonna nel far sì che il corpo di quel bambino diventi la tomba della vergogna per chi uccide un bambino pensando all'uomo che verrà. E nell'uccidere un innocente si uccide sempre l'umanità. La Biennale del Cinema e Venezia sono il palcoscenico del mondo ed è giusto che il mondo volga il proprio sguardo qui a Venezia oggi per comprendere appieno il significato di ciò che è cultura
in quanto dialogo, in quanto confronto, in quanto assenza di censura e volontà di pace. Il corteo, nel quale è prevista la partecipazione di centinaia di persone, sabato arriverà fino alle vicinanze della Mostra del Cinema. Sabato sarà una manifestazione di massa, arriveranno cittadine e cittadini da tutta Italia contro il genocidio a Gaza e per la liberazione della Palestina e la creazione dello Stato di Palestina. Io sono qui alla Mostra del Cinema perché crediamo che in questo momento bisogna dare spazio e visibilità alla grave situazione, all'abominio, al genocidio che è in corso a Gaza. Allora la politica, torneremo alla politica subito dopo la pubblicità, parleremo di regionali fra pochissimo. Nel 2027 io sarò candidato, spero che mi ricandidino per il ruolo che svolgo ad oggi in Parlamento al Senato, faccio il presidente di una delle commissioni più importanti, Commissione Agricoltura, Industria, Turismo e Commercio. Quindi lei si tira fuori dalla questione regionali? Io non mi sono mai messo nella questione regionale. Io guardo il compito che mi è stato assegnato da Giorgia Meloni. Che sia pre-tattica o meno, Luca De Carlo lancia la palla oltre le regionali e oltre Palazzo Balbi. Come dire spazio ad altri, anche se in diretta ammette che se Giorgia Meloni lo chiamasse per investirlo dell'onere, non direbbe certo di no. Il problema è quando arriverà la chiamata da Roma, attesa da tutto il centrodestra. Se lo chiedete a De Carlo è un falso problema. Per il centrodestra cambia poco perché, ripeto, una volta chiuso il pacchetto e tenuto insieme il centrodestra, chi sarà il candidato è un dettaglio importante, per amor di Dio, ma non dirimente. Sarà una figura, sì, magari anche molto meno conosciuta del nostro governatore, ma che sicuramente poi crescerà. L'assenza di un bomber vero e proprio, insomma, non è un problema se la coalizione è unita. Il bomber mancato è ovviamente Zaia, che vive però ancora l'ormai tramontato terzo mandato come una spina nel fianco, come ha ribadito nell'intervista en plein air a Mestre con Francesca Fagnani. Ho l'impressione che un po' tutti hanno perso tempo, visto e considerato che poi siamo arrivati ai supplementari nei quali tutti hanno iniziato a dire ma forse ci vorrebbe il terzo mandato. La mia coalizione ha presentato anche degli emendamenti. In generale il centrodestra ha troppo rimandato i compiti per casa. Se in Italia si è deciso a seguito degli scandali in Lombardia, mi pare, sì, di limitare il numero dei mandati, credo che un dibattito interessante come questo non debba avvenire a ridosso delle scadenze elettorali, perché a ridosso delle scadenze elettorali non sembri un qualcosa costruito ad personam. Ma il botta risposta a distanza avverte anche sull'altro nodo del dibattito, la lista Zaia. La lista Zaia porta elettorato, sicuramente lima anche elettorato dai partiti del centrodestra, ma ne lima anche a sinistra. È ovvio che nessuno sia felice di vedere la lista Zaia da destra a sinistra. Io non credo che sia stata la lista Zaia a portare più voti a Luca Zaia al centrodestra. Io credo che sia stato Luca Zaia a tirare la lista Zaia, anche perché la lista Zaia, come era strutturata 5 anni fa, era una lista infarcita di tesserati leghisti che quindi difficilmente avrebbero loro conquistato, diciamo così, il voto fuori dai partiti. Che il clima resti comunque ad alto tasso di calore lo fa capire l'altra frecciata di Zaia agli alleati sull'autonomia. Se chiedi a me io dico che si dovrebbe correre molto di più e portare a casa molto di più. Dopodiché nel condominio, nell'assemblea condominiale, ognuno si rappresenta con i propri millesimi, quindi mi sa di capire che c'è qualcuno che sa il lattico, qualcun altro sa il monolocale. Mi fa piacere che parli di condominio, ma i millesimi sono cambiati. Nel senso che chi abitava nel scantinato oggi magari abita nel lattico, perché ha i voti diversi. Già, i numeri, quelli in base ai quali, come ha detto in questi giorni lo stesso De Carlo, se alla fine la spuntasse la Lega, Fratelli d'Italia dimostrerebbe una enorme generosità, condita evidentemente da contropartite adeguate in giunta. Ma quanto reggeranno quei voti? Secondo Dagospia, il primo sondaggio post-ferragostano sui partiti vedrebbe un calo di 6 punti percentuali dei meloniani rispetto alle europee 2024. Non credo ai sondaggi, credo, infatti ho citato solo voti, non sondaggi.
Allora, siamo rientrati in diretta con la politica, fra poco vedremo anche la lista del PD alle regionali per Belluno, ma restiamo in montagna, andiamo a Longarone. Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi in compagnia, vedo, del presidente della provincia di Belluno, nonché sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Oggi è una giornata molto importante per la questione Milano-Cortina 2026. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno Nicola, e se devo dirtela tutta, anche una giornata politicamente importante qui nel padiglione delle fiere di Longarone, proprio per lo svelamento delle torce olimpiche, perché qui c'era mezza giunta regionale, mezzo consiglio regionale, qualche europarlamentare, l'europarlamentare l'onorevole Donazzan, sguardi e occhiate distanti e severe. Insomma, oggi c'è da lavorare anche per il giornalismo, per le pagine politiche del giornalismo locale, regionale e nazionale, ma mondiale invece è l'evento olimpico, e finalmente con l'arrivo delle torce, le due fiaccole che vedete alle nostre spalle, quella color bronzo paralimpica, quella color, credo di non sbagliare i colori, vero Presidente, e quella azzurrina per le Olimpiadi, sono diciamo un segnale importante, e ai noi di questi tempi i segnali sono qualcosa che rappresentano quel quid in più, vero Presidente? Ma sì, insomma, per noi oggi è un evento storico, perché che Longarone presenti in anteprima qui nel Veneto le torce, per noi è un onore, e sicuramente è stata una grande occasione di visibilità, ma soprattutto il dare il significato a queste fiaccole che poi attraverseranno tutto il nostro paese, toccheranno la provincia di Belluno il 25 di gennaio e il 26 c'è la tappa che da Longarone partirà verso Cortina a 70 anni esatti dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi del 56. Quindi è in questo road show di avvicinamento sul quale la provincia anche sta lavorando per cercare di coinvolgere tutto il territorio provinciale e non solamente la città di Cortina. Ecco, anche perché lei ha detto basta, è finito il tempo delle polemiche. Io mi rendo conto, sicuramente si poteva fare meglio, si poteva fare di più, si poteva fare prima, sicuramente tantissime opere che sono state realizzate non saranno pronte per le Olimpiadi, e questo ovviamente può far anche male, però devo dire che sono stati secondo me definiti tutti i presupposti per una legacy post-olimpica sulla viabilità in particolare, quindi sia sulla gomma ma anche sul ferro, con investimenti nelle stazioni, nella sostituzione dei binari per quanto riguarda le nostre tratte, insomma molti investimenti saranno fatti, e si chiuderà il tutto con la variante di Longarone, il cui appalto dovrà avvenire entro la fine del mese di settembre. Ne ho parlato ieri col commissario che mi ha assicurato questo, quindi devo dire che si fa. Io sono un piccolo cruccio che resta mio, che è quello del villaggio olimpico, perché io avrei sognato un qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato realizzato. Che è sotto gli occhi di tutti e non è il massimo della sostenibilità. Io su quello avevamo come provincia anche un'idea ben precisa, purtroppo non ci sono stati i presupposti, non è stata seguita, e quindi ci sarà questo villaggio cosiddetto usa e getta, che non è sicuramente la soluzione ideale, ma ogni tanto bisogna fare buon viso a cattiva sorte, accettare questo, e come dicevo e come ho detto prima, godiamoci e prepariamo a godercelo nel pieno questo evento. E dunque Cortina, contenitore olimpico ma anche locomotore per lo sviluppo della provincia di Belluno. Grazie al Presidente della provincia e Sindaco di Longarone Roberto Padrin. Da Longarone è tutto, a te la linea. Grazie a Tiziana Bolognani, Stefano Bozzi, al Presidente Padrin. Lo diceva dunque una mattinata in cui la politica insomma ha fatto capolino, perché ci raccontava Tiziana, c'era mezza giunta regionale. Proprio Tiziana nel prossimo servizio ci racconta invece quella che è la prima lista presentata per la regionale a Belluno, cioè quella del Partito Democratico, che come sapete, avendo già anche il candidato in campo Giovanni Manildo ha cominciato da tempo la sua campagna elettorale, presenta il suo poker d'assi di candidati.
Susi Candiago, Luca Balbinot, Yuki D'Emilia, Alessandro Del Bianco, Irma Visalli. Eccoli in ordine alfabetico e con alternanza di genere i 5 candidati dem bellunesi pronti alla sfida delle regionali che il centro-sinistra ha già lanciato da settimane con Giovanni Manildo, candidato presidente del Veneto. Siamo fieri di dire che è la prima lista che viene presentata nel panorama di queste regionali 2025, lista che la nostra assemblea ha approvato all'unanimità, e Alessandro in quanto uno dei candidati si è autosospeso. Alessandro è Alessandro Del Bianco, segretario del PD di Belluno, il cui lavoro in questi anni è stato definito linfa vitale del cambiamento del partito, le cui sorti temporaneamente saranno rette dalla vice segretaria Marta Piccinotti. Sui nomi dei candidati il lavoro è stato importante in questi mesi, la scelta ha tenuto conto dell'età, della rappresentanza territoriale e delle competenze. Siamo l'unica lista nel panorama, ma siamo anche in effetti in un momento nel quale non sapremo neanche quando avverranno queste elezioni regionali. Questo pensiamo ci dia un buon vantaggio e vorremmo sfruttarlo a pieno, infatti la nostra campagna inizierà molto presto. Rete, comunità e passione saranno il motore della campagna elettorale. Il calendario degli incontri è già in fieri e nel programma sono imprescindibili i temi della montagna, a partire dalla richiesta di potenziamento della sanità pubblica, ai trasporti, alla residenzialità per invertire la rotta dello spopolamento con un grande investimento sul patrimonio edilizio pubblico e residenziale. Una visione integrata della montagna all'area metropolitana del Veneto, con la prima pronta a rivendicare le proprie istanze con la schiena dritta. Dalla montagna bellunese a quella dell'altopiano di Asiago, dove continuano ad imperversare i lupi, sbranato uno dei poni della Malga Sette Caliere di Valmaron. Fra poni e bambini il rapporto, si sa, è sempre di grande amicizia. Sono amici per la vita e vederli correre assieme sui prati di montagna è un'esperienza che riempie il cuore. Ma stavolta la favola non è a lieto fine, perché il pony di Malga Sette Caliere Beniamino delle piccole della famiglia Dalla Palma è stato sbranato e divorato vivo dai lupi nei pascoli di Valmaron. Siamo a Enego, in una delle zone più belle e turistiche dell'altopiano, a 2 passi dalla Marcesina, dove questa estate i predatori hanno attaccato più volte le vacche al pascolo, convincendo gli allevatori che era il momento di scendere anzitempo dall'alpeggio. Ai selvatici i pony di Malga Sette Caliere sono sembrati certamente una preda più facile e all'alba sono entrati in azione, facendo scappare Wendy e Merlino dal loro recinto a pochi metri dalla casara in cui i gestori si stavano preparando per la giornata di lavoro. I cani della Malga hanno dato l'allarme e subito è scattata la ricerca dei poveri pony. Ma lo spettacolo che si è presentato agli occhi dei Dalla Palma, una famiglia da generazioni in alpeggio in Valmaron, è stato agghiacciante. Wendy giaceva in un prato smembrata, fatta a pezzi, parzialmente divorata dai lupi che nel frattempo si sono dati alla fuga. Merlino invece se n'è cavata con un grosso spavento ed è stato riportato nel recinto, ma la notizia della morte dell'altro pony ha gettato nella disperazione le giovanissime amiche dei 2 animali con i quali avevano trascorso un'estate meravigliosa in montagna. Un rapporto che viene descritto dai Dalla Palma come l'amicizia della vita. E ora spiegare quel che è successo a una bambina che ha perso il suo migliore amico è veramente difficile. Anche perché, vista la situazione nell'altopiano, questa predazione non sarà certo l'ultima dell'anno. E ancora una volta il grido d'allarme di un territorio, dei suoi agricoltori, delle sue famiglie, cade nel vuoto. Ma forse le lacrime di una bambina che ha perso il suo pony arriveranno là, dove leggi e carte giacciono nei cassetti a prendere polvere. Dall'altopiano di Asiago al Grappa, con i cittadini ancora mobilitati a Pieve contro l'antenna 5G. Sono più di 100 e chiedono che l'antenna di via Montenero venga spostata in un altro posto. A Pieve del Grappa il comitato che dice no all'antenna in quel punto non intende fermarsi e lo capiamo dalla quantità di persone, anziani, genitori e figli, si riuniscono sul posto. La piattaforma in cemento è pronta, ma ci sono una 50 di case lì vicine e tutti i residenti sono preoccupati per eventuali ricadute sulla salute. Hanno già raccolto più di 500 firme. Per chiedere fortemente all'amministrazione che si faccia sentire con noi. Vogliamo capire come sta lavorando, come si sta muovendo o no. Chiediamo che questa antenna non metta le radici qua, ma in un luogo più adatto e condiviso dalla popolazione
lontano dalle case soprattutto. L'11 di agosto abbiamo presentato una richiesta ben dettagliata al sindaco e all'amministrazione, però ad oggi non abbiamo ricevuto risposta, se non una mail informale. Se non dovessimo ricevere risposta chiederemo anche un consiglio comunale straordinario. Il tema della salute è quello che preoccupa di più. Il comitato vuole prudenza, a poca distanza c'è anche l'asilo comunale. Come comitato a spese nostre abbiamo deciso di informare la popolazione con incontri informativi. Il primo lo faremo il 9 di settembre con la dottoressa Panzacchi dell'Istituto Ramazzini di Bologna, che ha fatto degli studi appunto del rapporto salute-onde elettromagnetiche. Sono mamma, ho 3 figli, sono preoccupata per la salute di loro e vorrei essere rassicurata sul fatto che non ci siano dei danni alla salute dei miei figli. E così il comitato lancia un appello a tutti i sindaci del territorio per gestire il piano antenne sempre insieme alla popolazione. A tutti gli amministratori del nostro territorio pedemontano, questi amministratori hanno la responsabilità, secondo me, di unirsi, di fare fronte comune e di gestire la cosa. Di sicuro il comitato non si fermerà. Vorremmo che il comune prendesse una posizione a riguardo e farci capire da che parte sta, perché noi siamo veramente preoccupati. Abbiamo raccolto attualmente più di 500 firme e non stiamo qui a guardare. Come è successo loro, può succedere anche a me che abito a circa 400 metri da qua. Quindi non è solo un problema di via Montenero, è un problema di tutto il paese. I nostri vecchi hanno lasciato il pezzettino di terra per costruire un'abitazione, un sacrificio di una vita. Anche quello va svalutato. Mettiamo in primis la salute. Pertanto, veramente cercate di trovare un altro luogo. Dal Grappa alle colline del Prosecco, ma è tutt'altro tema. Le colline del Prosecco, i 14 comuni dell'area delle colline del Prosecco sono candidate a Città del Vino 2026. Ieri è stato presentato il corposo dossier con tantissimi, centinaia di eventi per questa candidatura. Il verdetto fra qualche mese. Una candidatura che vede tutto un territorio unito assieme per dimostrare ancora una volta qual è il valore e il patrimonio consolidato che abbiamo tutti assieme. Accordi e disaccordi nel Conegliano Valdobbiadene. Se da un lato continuano i dissidi all'interno del consorzio di OCG, i comuni dell'area si uniscono per la candidatura a Città del Vino 2026 con 191 attività e investimenti per oltre 20 milioni di euro derivanti da fondi pubblici, europei e nazionali, stanziamenti privati e dei comuni. Un vero impegno nel continuare a crescere assieme, ad affrontare i temi importanti nei vari ambiti, affrontarli assieme a livello di territorio ampio. Un'area da circa 140.000 abitanti, dal 2019 patrimonio dell'UNESCO. Questo dà la dimensione ed anche la cifra di quello che ormai siamo diventati. Dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo raccontare la storia del nostro territorio, una meravigliosa storia, e avremo modo di farlo anche tramite questa candidatura che va tra l'altro a inserirsi anche in un anno che vede 150 anni del Ciarletti, per cui la prima scuola enologica d'Italia, una scuola enologica che ha una grande tradizione ma anche un grande presente e un grande futuro. Abbiamo parlato inoltre anche dei 150 anni dell'immigrazione, e questo anche per dimostrare che il nostro è un territorio che parla e dialoga con tutto il mondo. Sono stati raccolti tutti i dati di attività, eventi e impegni che già vengono svolti, quindi niente di nuovo, ma metterli in rete, lavorare assieme non solo come comuni ma anche con le associazioni di territorio, gli enti di terzo settore. Il verdetto atteso tra qualche mese. Nel 2016 siamo stati riconosciuti capitale europea del vino. A distanza di 10 anni ci candidiamo come capitale italiana del vino per vedere in questi 10 anni dove siamo cresciuti, dove dobbiamo migliorare, cosa possiamo fare ulteriormente. In tutto questo i giovani al centro, che è il titolo, è il cuore della candidatura. Dare ai giovani il giusto riconoscimento, ma anche opportunità di crescere e così dare futuro anche al territorio. Coinvolte nel progetto anche le scuole e le università. E il percorso è una parte già che ci inorgoglisce molto, perché è un percorso che abbiamo fatto tutti assieme nel rispetto di tutti, ma nella valorizzazione delle peculiarità di ognuno. Allora, qualche mese per il verdetto della Città del Vino 2026, invece non occorrerà aspettare mesi, ma poco più di una settimana per i verdetti della Mostra del Cinema, a partire dal Leone d'Oro. Ieri prima di fatto l'apertura, ieri sera con il film di Paolo Sorrentino. Abbiamo visto prima
la politica che entra a Gaza, che entra alla mostra con il tema di Gaza, ma poi ci sono anche i film, le stelle, tante cose da raccontare. Allora ce le racconta in diretta il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Però non ti sentiamo. Buongiorno Lorenzo. No, è caduta la linea. Allora facciamo così, lo richiamiamo fra poco e allora facciamo così. È quasi artistica come vicenda, anche se poi c'è qualcuno che ci va di mezzo perché gli rovinano i tavolini dei bar. Nell'Alta Padovana una storia d'amore finita male con un'amante tradita che tappezza il paese di scritte e poesie contro la rivale, arrivando a danneggiare però anche alcuni tavolini del bar. Amor che nulla amato, amar perdona, direbbe Dante, ma di poetico c'è forse ben poco in questa vicenda, da settimane sussurrata di bocca in bocca nell'Alta Padovana, in un triangolo di paesi lambiti dalla Brenta tra Campo San Martino, Curtarolo e Piazzola, dove un'ignota pasquina lancia i suoi strali nei confronti della donna che le ha rubato l'amato. Se i romani d'altri tempi, nella statua di Pasquino, lasciavano lettere di scherno perché parlasse, l'amante tradita dell'Alta Padovana si affida a meno poetiche scritte in pennarello indelebile o a poesiole stampate su fogli A4 che attacca con tanto di vinaville nelle vie del paese, lungo la ciclopedonale Ostiglia e persino i tavolini di una pasticceria dove purtroppo non si staccano, aggiungendo al fastidio il danno. Sui social lo sfogo dei titolari è diventato virale. Capisco le pene d'amore, ma rovinare i tavoli con l'indelebile non è poesia, è vandalismo, non si fanno queste cose, seguite da molti utenti che hanno commentato, chi sorridendo, chi suggerendo ai malcapitati di rivolgersi ai carabinieri. Gli sfoghi d'amore potrebbero presto diventare oggetto di un'indagine dell'Arma e allora l'amante tradita dal cuore gentile, come lei stessa scrive, potrebbe aprire un altro capitolo della sua triste storia, quello del risarcimento dei danni che all'inganno, ai noi, aggiungerebbe la beffa. Allora possiamo andare adesso al Lido di Venezia. Lorenzo Maier, buongiorno. Buongiorno Nicola, a te e ai nostri telespettatori, buongiorno qui dalla Mostra del Cinema. Allora ieri e fra poco lo vedremo il servizio con Sorrentino, insomma la prima giornata ufficiale, l'apertura con Sorrentino, abbiamo visto prima anche il tema di Gaza che entra prepotentemente. Che giornata è quella di oggi? Una giornata importante perché diciamo tra un'oretta arriverà qui al Lido George Clooney per partecipare alla conferenza stampa di presentazione del suo film che passerà sul tappeto rosso questa sera alle 21:30. È partito anche il concorso ufficiale con questo nel pomeriggio la passerella d'onore alle 19 sarà di Lantimos con Bugonia. Ci sono già film italiani molto attesi, segnalo solamente Arabella che per metà è stato girato in Veneto. Abbiamo incontrato la regista Carolina Cavalli che è abbinata, ormai consolidata con la grande attrice che è un po' il mito dei giovani, tutti i giovani, Benedetta Porcaroli, che appunto racconta il suo film Un luogo immaginario. Ci ha raccontato come il Veneto l'abbia davvero accolta bene. E ovviamente si parla ancora della serata di apertura, ci sono i commenti, la lettera del Presidente della Repubblica, il monologo molto apprezzato della conduttrice, perché ora si chiama così, non più madrina, Emanuela Fanelli. Insomma una mostra che parte subito in maniera molto forte con Valeria Golino, che segnalo anche questa curiosità, nel film La Gioia è ritornata anche su un episodio che non riguarda questo film ma riguarda un altro film che, come ti ricorderai anche tu Nicola, la vide protagonista nel novembre del 2019 quando Venezia fu sommersa dalla Quarta. Ci fu proprio Valeria Golino che fu catturata anche dalle nostre telecamere con il set del film, che
stava lavorando in quelle condizioni. Sentirete oggi, a distanza di 6 anni quasi da quel drammatico giorno, cosa ci ha detto rispetto a proprio quella vicenda lì. Lorenzo, resta in linea. Abbiamo visto passare, adesso vediamo le immagini di Tilda Swinton, abbiamo visto passare prima anche l'accoppiata straordinaria Francis Ford Coppola, Werner Herzog. Abbiamo visto passare anche il ministro Giuli. Allora farei sentire, perché abbiamo visto Giuli, il ministro che parlava di Gaza, ma poi ovviamente ha parlato anche della mostra in esclusiva con te. Allora facciamo sentire questa intervista e poi torniamo in diretta con te. Si è già aperta una grande festa di popolo, oltre che di cultura cinematografica, e il mio amico Pietrangelo Buttafuoco da par suo ieri ha introdotto questa grande mostra del cinema e ha saputo trovare le parole giuste per introdurla, per aprirla e soprattutto per aprire i cuori, oltre che le menti, di tutti coloro che verranno qui a godere di questo grande spettacolo con la consapevolezza della circostanza in cui stiamo vivendo. 2 cose solo che chiedo. La situazione del cinema italiano? È in ottima salute dal punto di vista della creatività, dal punto di vista della capacità di inventiva, dal punto di vista della bravura delle maestranze. Ha avuto e ha dei problemi collegati a una legge che abbiamo modificato e che stiamo perfezionando ancora attraverso dei correttivi, dal punto di vista delle lacune che hanno prodotto alcune irregolarità, ma il cinema italiano è sempre il cinema più bello del mondo. Allora così il ministro Giuli, ci senti Lorenzo? Lorenzo ci senti? Lorenzo? Allora non so se Lorenzo ci sente, forse c'è un problema con il telefono. Allora facciamo così, per liberare Lorenzo, perché anche per i colleghi di Antenna 3, io saluto Lorenzo, così hai modo di collegarti anche con i colleghi di Antenna 3. E facciamo vedere e sentire Paolo Sorrentino, grande protagonista della giornata di ieri. Il film del regista italiano Paolo Sorrentino Ragazia inaugura in concorso l'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, al Lido. Un lavoro drammatico in cui Sorrentino consolida l'abbinamento vincente artistico con Tony Servillo, che nel film interpreta i panni di un immaginario Presidente della Repubblica. Il nostro 7° film insieme, che ha questo privilegio, onore di aprire la mostra. Questo ci rende molto orgogliosi, ma al tempo stesso anche ci mette un po' di batticuore. Questo film è nato dopo che ho letto una notizia di cronaca del presidente Mattarella che aveva concesso la grazia ad un uomo che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer. Questa notizia mi ha fatto pensare che ci fossero gli estremi di un dilemma morale molto interessante da raccontare. Sorrentino, ai nostri microfoni, racconta anche il legame del tutto particolare che ha con Venezia. No, ho portato qua il mio primo film, poi ho avuto il premio con La mano di Dio, ho presentato le serie sul Papa, ho sempre avuto un'accoglienza molto calorosa. Quindi Venezia è nel suo cuore? Decisamente. Può fare un saluto ai nostri telespettatori di Antenna 3 Media Nord-Est? Un saluto ai spettatori di Antenna 3. Grazie. Nel cast spicca anche una brillante interpretazione di Anna Ferzetti che sottolinea il grande significato dell'amore. Qual è il messaggio di questo film, anche del tuo personaggio? Ce ne sono tanti, apre talmente tante porte questo film. All'amore perduto, all'amore filiale, all'amore per le istituzioni e a guardare al futuro. Intanto è sbarcata all'aeroporto di Tessera Giulia Roberts. A Lido si è visto anche George Clooney per alcune interviste blindate all'Excelsior. Tra i cacciatori di autografi c'è chi da lunedì è in attesa, ma pure chi si dichiara disponibile a cedere il suo posto faticosamente conquistato in cambio di una lauta ricompensa. I cacciatori di autografi non si fermano davvero, un successo da tutto esaurito per il teatro Al Mut. Siamo a Belluno, il tradizionale appuntamento estivo che porta gli appassionati dell'opera tra i boschi di Sossai. È la
la storia di un luogo che sfida lo scorrere del tempo, un po' come l'opera lirica che è al contempo ispirazione e destinazione di quello scrigno silvestre incastonato tra i boschi sopra la frazione di Sossaia Belluno che è il teatro Almut. E come l'opera lirica sopravvive ai secoli grazie alla dedizione dei musicisti, così quell'area in passato occupata da orti e campetti, grazie alla solerzia dell'associazione Amici del Mut, oggi può essere considerata un teatro all'aperto a tutti gli effetti. E non saranno i singoli muretti a secco, i terrazzamenti convertiti a platea o le pietre poggiate al suolo in guisa di poltroncine a spiegare un'atmosfera che è armonia tra musica e natura, passione e cura per l'allestimento di uno spettacolo affermato ormai come appuntamento tradizionale non solo per gli amanti della lirica, ma per tutti coloro pronti a lasciarsi andare a un'esperienza culturale unica nel suo genere. Quest'anno, sotto la guida artistica del Factotum, il tenore bellunese Domenico Menini, spalleggiato dal regista e attore Dario Torrini, ad andare in scena è stato il rossiniano Barbiere di Siviglia, uno spettacolo buffo e revisionato per l'occasione, eseguito grazie a un cast di assoluto rilievo che ha offerto agli oltre 200 spettatori assiepati, numeri da tutto esaurito, un'esperienza unica e indimenticabile. A Cittadella adesso per un festival di sport, adrenalina e musica per abbattere le barriere. Crossabili Show ha 4 anni di storia, una realtà ormai consolidata nel territorio e l'obiettivo è proprio puntare alla sensibilizzazione, all'inclusione riguardo al mondo della disabilità, ma soprattutto sensibilizzare la comunità. Quindi dietro le quinte c'è sempre molto impegno, cerchiamo sempre di portare novità per regalare esperienze uniche, adrenalina, divertimento e tanta felicità. Un fine settimana di show, musica e adrenalina a Cittadella. Questo è Crossabili, un evento giunto alla sua 4ª edizione, nato dalla passione per i motori di Mattia Catapan, per unire inclusione, divertimento e solidarietà. Le persone con disabilità potranno gustarsi uno show di altissimo livello. La cosa ancora più bella però è quando toglieranno il casco e faranno salire i ragazzi con disabilità in moto, in bici, in quad, in jeep, quindi regalare la propria passione. Questa diventa pura magia ed è anche una terapia clinicamente testata, proprio perché l'adrenalina, la velocità e l'energia che si prova va avanti per giorni e non è fine a se stesso nella giornata, ma è proprio qualcosa per dimostrare che insieme, regalando la propria passione, si può veramente cambiare il mondo che ci circonda. Il 6 e 7 settembre a Cittadella, nell'Alta Padovana, spettacoli e musica per ribadire che le barriere si possono e si devono superare. Eventi che ci raccontano di ragazzi disabili che si mettono in gioco, che diventano protagonisti in questa rivoluzione culturale, dimostrando che riescono a fare cose che gli altri non riescono a fare. Quindi davvero un plauso da parte della provincia a questa iniziativa che diventa un vettore per comunicare soprattutto con le future generazioni questo messaggio, un messaggio che diventa, come dicevo, una rivoluzione culturale, ma diventa soprattutto un presidio di civiltà, di modernità e di futuro. È tutto per questa edizione di Focus TG, grazie per averci seguito, arrivederci.